No, davanti così abbiamo visto. Posso? Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisidi e benvenuti qui dal Favazza di Terrasini, dove è in procinto di iniziare la gara tra Terrasini Mundi e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Oggi una gara importante per entrambe le squadre, ormai arrivati nel momento diciamo più di tensione di tutto il campionato, quello poco dopo l'inizio del girone di ritorno. A breve con le formazioni inizia adesso la gara agli ordini del direttore di gara, il signor Provenzano. Adesso subito a cercare lì davanti la prima avanzata del Gemini. Ancora prima possiamo anche raccontarvi i protagonisti della gara odierna. Qua c'è stato un contrasto tra De Gregorio e il numero 4 dei padroni di casa, Guastella. Andiamo quindi con la formazione. Terrasini oggi si schiera con una squadra un po' spaccata in due tronconi, difensori e attaccanti, pochi centrocampisti che sceglie mister Greco. In porta La Fata, poi Raimondi, Guastella, Di Maria e Zanetti. Dietro a Prielo verso sono i due mediani e poi rombo d'attacco costituito, e qua ci prova ad andare lontano Obusu, allunga La Fata lì dove può cercare di arrivarvi uno dei quattro attaccanti, ovvero Bargione, assieme a De Luca, Viviano e Imperato. Per quanto riguarda il Gemini invece formazione colpita da un turnover per quanto riguarda mister Ancona. In porta ovviamente c'è Mirko De Miere, qua prova a lottare invece il numero 83 Lio, gira palla, poi De Luca non già fuori gioco almeno subito, poi si alza con un attimo di ritardo in realtà la bandierina del primo assistente del signor Provenzano. Abbiamo quindi il tempo per raccontare la formazione del Gemini con in porta De Miere, appunto, Secter, Messineo e Reina in difesa, Gregorio, Berri, Ovusu, Perrone e Veca a centrocampo. Davanti a tutti in questo momento c'è Lio con il giovane Paolo Mondino, tanti volti che fanno parte un po' dei gregari di questa formazione biancorossa, che ovviamente sta cercando di mantenere intatta la sua corsa e il suo status di principale antagonista dell'Aragona nel corso di questo campionato di promozione. Ieri è arrivata la vittoria del Marineo nell'anticipo della 21esima giornata in casa del Reale, ovviamente in virtù anche di questi 3 punti ottenuti dalla formazione di Marineo. Gemini ha bisogno oggi della vittoria qui al Favazza per tornare seconda. E adesso gira palla subito Ovusu, va dalle parti di Sectere che può correre per vie centrali, poi Mondino cambia subito, ottima idea, Veca mette giù per Berri che sta correndo lì sulla fascia, prova a mettere il cross al centro, non c'è deviazione finale da parte di un giocatore del Terrasini. Adesso può girare La Fata, Mancino qua che si abbassa dalle parti di Perrone, e allora Mondino subito per Usu, ancora il numero 4 a girare, Secter addirittura di gran carriera Secter, lo scambio ancora con
Owusu, poi lotta sempre l'argentino, ma il pallone viene ripreso dal Terrasini, che può ripartire lì sulla fascia sinistra con la corsa di Viviano. Si impegna il numero 18 che poi scivola sul campo, mantiene il pallone in gioco ma lo regala praticamente al suo avversario di fascia, ovvero Perrone. Tanto Reina, pallone per il numero 5 del Gemini. Quarto di gioco, già qualche occasione, qualche emozione l'abbiamo raccontata. Qua c'è un fallo invece ai danni di Mondino da parte del signor Provenzano. È arrivato questo fischio. Provenzano Michele, i suoi assistenti, il signor Gianfranco D'Amico e il signor Salvatore Girolamo Cucci, entrambi della sezione di Trapani. Terrasini che viene da ben 7 sconfitte consecutive, non vince dal 10 dicembre, da un turno infrasettimanale, quando una punizione di Bargione, il numero 10, ha regalato gli unici 3 punti in realtà di questo campionato, tutti in una botta. L'unica vittoria in questo momento della formazione di casa, che ha visto ieri, sempre per parlare degli anticipi, aumentare il distacco dalla zona play-out, con l'Aspra che ha pareggiato in casa con il Valderice, un 3-3 pirotecnico. Sono due squadre anche un po' agli antipodi dal punto di vista difensivo. Il Gemini una delle difese meno battute del campionato, in generale della categoria di promozione. Il Terrasini Mundi invece ha subito più di 50 gol, difficoltà importanti a contenere gli assalti avversari, come in questo caso con Lio che mantiene il pallone tra i piedi. Ancora Lio può appoggiarsi dietro, sono in 2 su di lui, se ne va Lio, grande giocata ancora su Zammitti, poi prova a girare il pallone ma non riesce a trovare Perrone. Qua Reina si aiuta anche in maniera irregolare, quindi calcio di punizione per il Terrasini, che prova a tornare sugli scudi. L'abbiamo detto, ovviamente la difesa sarà un tema importante per tutta la gara, la fase difensiva in realtà sarà un tema importante per tutta la gara per il Terrasini Mundi contro un Gemini che oggi fa giocare anche le seconde linee, ma sono pur sempre temibili, anzi hanno quella grinta in più. Adesso occhio attacco, ottima idea, qui c'è un'altra volta il pallone fermato solo sulla linea e c'è il vantaggio del Terrasini con il tiro da parte del capitano, da parte del numero 9 De Luca. È arrivato nel corso del mercato di dicembre e segna la terza rete del suo campionato con la maglia del Terrasini. 1-0, un'azione confusa al centro dell'area di rigore, si è fatto trovare pronto De Luca, servita da un tacco davvero clamoroso però di Viviano. 1-0 quindi. Per il Terrasini, che trova quindi la rete, in questo momento porta in vantaggio i ragazzi oggi guidati da Francesco Greco. Ancora Lio fermato da Zammitti, prova a correre poi dalla parte di campo il numero 10 Bargione che rimane a terra dolorante. C'è un fallo ai danni di Bargione, inizio shock per il Gemini. Terrasini invece che prova a sfruttare il fattore campo, soprattutto la grinta, la voglia di tornare in corsa per la salvezza. Attacco di Viviano per De Luca che in aria non ha sbagliato davanti alla porta, era stato fermato solo per un attimo il pallone da Reina, poi il Gemini ha trovato comunque impossibile fermare questa alla scavalcata, questo cucchiaino di De Luca che ha passato De Miere e che ha trafitto quindi la porta del Gemini. Parlavamo un po' dei dati, un po' della completezza difensiva dei biancorossi. In questo caso però si è fatta trovare disattenta la difesa ospite, che adesso deve stare nuovamente
allerta su questo cross che arriva ora in area di rigore, viene fermato però il pallone, adesso prova a ripartire Mondino, subito Ferrone non precisissimo, poi qua il 14 sul passaggio in realtà di De Gregorio, non preciso il filtrante al 24, a terra Perry, non c'è nulla da segnalare, allora può correre successivamente il Terrasini solo per un attimo a terra. De Gregorio, c'è fallo su di lui, già battuta la punizione, può andare Veca, prova a farsi vedere Simone Veca, lui è Owusu, titolarissimi ma che hanno avuto dei periodi di infortuni più o meno lunghi nel corso del campionato e quindi oggi non rinuncia a loro mister Ancona. Poi Reina al centro per Lio, controlla Lio, prova a girarsi, non c'è fallo di Zammitti, va lontano il Terrasini, adesso la gara si assesta su un canovaccio abbastanza scontato, il Gemini che prova a pareggiare, il Terrasini che tenta di chiudersi. Poi Berri, pallone ripreso da Owusu, ancora a respingere fuori la linea di centrocampo dei padroni di casa, rischia il giusto Messineo. Poi De Gregorio appoggia da lontanissimo Reina a cercare ancora Lio, poi colpo di testa di De Gregorio, ma lontano nuovamente il Terrasini, ping pong tra i due, poi c'è fallo su De Gregorio, calcio di punizione per il Gemini e a terra il giovane biancorosso, fallo commesso dal numero 4 Guastella. Si alterna tra difesa e centrocampo, sicuramente uno di quelli che porta avanti maggiormente il pressing tra le fila del Terrasini, oggi con questo completo nero con inserti rossi. Adesso attendiamo che venga messo al centro questo pallone da Reina, oggi braccetto di destra a Reina, pallone che arriva quasi in aria, può rimetterlo dentro il Gemini, stavolta può giocare anche Bargione, rilancia a cercare De Luca, la controlla in qualche modo imperato. Abbiamo detto che i 4 lì davanti, quel rombo tra tre quarti campo e attacco è davvero pericoloso, si sta dimostrando tale. Poi qua Lio commette fallo su Zammitti, calcio di punizione per il Terrasini, 12esimo di gioco, 1-0 per il punteggio per il club di casa. Era veramente vitale per il Gemini per rimanere attaccato al treno promozione. Sicuramente c'è anche tanta attesa a San Giovanni per vedere le gesta dei biancorossi, soprattutto dalla nuova sede del club Gemini, che oggi sta guardando in diretta la partita, sperando che i ragazzi di mister Ancona possano ribaltarla. I numeri sono dalla parte dei biancorossi, ma al tempo stesso bisogna cercare di avere la testa sul campo, la testa al Terrasini Mundi, qui al Favazza, perché la gara si è messa male, ma nulla che non si possa riparare ovviamente nel corso dei prossimi minuti. È una squadra comunque abituata a essere un pochettino a diesel, potremmo definirla, una macchina a diesel, la formazione di mister Ancona, perché non abbiamo adesso dati effettivi alla mano, ma sicuramente è tra quelle che in Sicilia segna di più nel secondo tempo, quindi questo può essere un importante dato, sicuramente uno spunto per migliorare anche l'approccio in certe gare, ma al tempo stesso una forza che molte squadre non hanno e sulla quale il Gemini può puntare anche per il proseguo del campionato. Intanto De Gregorio gira il pallone per Secter, oggi a sinistra, adesso prova a correre Veca, fermato il numero 7, ancora rimessa a Gemini che rimane avanti. Abbiamo detto un po' che il canovaccio della gara sarebbe stato questo d'ora in poi. Gli biancorossi che arrivano in aria con Colley. Adesso ancora De Luca. Prova ad andare qui invece Viviano, ancora a sinistra il 18, Viviano, poi
Credo più un tiro che un cross, il tentativo che ha portato a termine in maniera comunque sbagliata il numero 18, che comunque sicuramente tra i migliori in campo per la squadra di Mister Greco, con appunto l'assist di tacco addirittura per De Luca, però sta giocando più come esterno di sinistra in fase di non possesso, ma credo che sia un cambio tattico dovuto alla situazione di vantaggio che il Terrasini ha conquistato intorno al quinto con la rete di De Luca, il nuovo capitano della squadra di casa, arrivato per cercare di salvare il Terrasini, lui che vanta più di 150 gol in carriera tra Serie D e promozione. Ne ha aggiunto un altro allo score con la maglia del Terrasini, 2 nelle prime 2 gare, adesso è arrivata la rete numero 3, occhio alla sponda proprio di De Luca, si mette in aria Imperato, non c'è niente nonostante le lamentela del Favazza, scontro corretto, fisico tra Messineo e il numero 16 Imperato, molto giovane anche lui, scuola Palermo. Adesso prova ad andare Mondino, lo scambio con Berri, torna dietro da Usu, De Gregorio, può andare il giovanissimo, il numero 24, adesso apre per Perrone, destro che arriva al centro, lì a vuoto, c'è ancora Mondino in aria, allontana però il Terrasini, c'è Berri, così come numero 4 Ousu. Secter ritorna da Berri per farsi vedere l'ex Masara, cercare il Veca, pallone però bloccato dalla difesa del Terrasini, che prova a ripartire anche con Guastella, oggi più centrocampista, quindi credo che sarà lui a coprire la zona di campo, anche perché è una squadra che di solito fa del centrocampo anche uno dei suoi principali punti di forza come il Gemini. Serve un po' di grinta, serve un po' di garra in quella parte dello schema tattico della società di casa. In questo momento è avanti con la rete di De Luca, qua Reina va dalle parti di De Gregorio, lasciato colpevolmente solo di agire, viene allontanata la sfera ma torna alle parti di Secter, che dopo un ottimo aggancio va da Veca, ancora il 7, Veca prova a infilarsi, viene bloccato Simone Veca, chiusura molto buona anche da parte del numero 8 Loverso, con le mani andrà Veca, non lunghissimo, vuole Berri che è là, ultimo tocco per il signor provenzano di Berri su questo ping pong di contatti tra l'ex Mazzara e Loverso, palla per la Pata, lui anche abbastanza giovane, classe 2008, portiere del Terrasini, ma già una personalità importante, e si vede comunque anche da come sta gestendo una situazione complicata di campionato, un portiere ovviamente chiamato a fare diversi interventi nell'arco dei 90 minuti, dove comunque è complicato non ricevere tiri. Stai largo! E adesso ancora il Gemini cerca di girare il pallone con i suoi principali protagonisti. C'è ad esempio Berri che prova a ritagliarsi sempre più uno spazio nello scacchiere di Mister Ancona dopo l'arrivo invernale, poi riprende però palla in maniera importante Aprile, va adesso alle parti di Viviano, ancora il 18, corre a sinistra, Viviano entra in aria, Viviano, Mancino un'altra volta fuori misura, adesso il pallone nuovamente per il Gemini, il buon numero 4 Ousu, adesso Veca, colpito Veca in maniera irregolare, calcio di punizione, non batte però subito il Gemini anche perché disturba il primo movimento di Berri qua, la formazione di casa con Aprile, che poco fa aveva
creato una traccia per Viviano, un'ottima apertura da parte del numero 7, tra i prospetti migliori che Terrasini prova a mettere in campo nel corso di questa stagione. Ancora Gemini, pallone per la stazione a sinistra, ora da farsi vedere Berri che mette questa palla al centro per Perrone, era scappato alle spalle di Raimondi, che ora prova a farsi vedere con sinistro per Viviano, ancora Giuseppe Viviano mette il mancino al centro, c'è la deviazione di Messineo che evita il calcio d'angolo, ma comunque non evita il possesso per gli avversari. Ancora Raimondi a battere, lui il terzino sinistro designato per la gara di oggi. Adesso ancora Raimondi, mancino a cercare qualcuno al centro, c'è Aprile che prova il destro che non si abbassa, occasione Terrasini con Flavio Aprile. Adesso può battere Secter, lo fa subito con Demiere che era andato a fare il raccattapalle praticamente per cercare di dare brillantezza ai suoi. Siamo al 20esimo, Gemini mai realmente pericoloso fino a questo momento, ma come dicevo ancora manca tanto e Gemini è una squadra che va sempre migliorando nel corso dei 90 minuti. Lio controlla, Lio l'ha fatta in due tempi, non c'è fuorigioco segnalato dal signor Cucci. A noi sembrava comunque regolare la posizione di Lio perché attiva contemporaneamente i difensori, sarebbe comunque stata questione di centimetri. Messineo a vuoto così come De Luca, ma c'è ancora Imperato che dà difficoltà importanti alla difesa avversaria, mette fuori il pallone Reina. E adesso Terrasini che può battere questa rimessa con le mani, con Reina appunto che era andato a rendere dura la vita a Imperato, ma il pallone è riuscito ancora prima del rilancio di Reina, perché per il signor Provenzano è calcio d'angolo. Demiere non ci sta, evidentemente è riuscito prima il pallone del tentativo di spazzata di Reina. Allora può battere il Terrasini corto con Aprile al limite. Aprile ancora al controllo del pallone, il numero 7 che prova il destro. Demiere sicurissimo dice di no e adesso va lontano a cercare la corsa di Mondino che deve mettere giù. C'è fallo qui su Aprile. Avrebbero anche il cartellino i tifosi del Gemini accorsi da San Giovanni per sostenere i propri beniamini e mettere giù Reina. Non c'è la sanzione disciplinare per Aprile. Questo fallo comunque poteva potenzialmente essere pericoloso. Adesso proprio Aprile recupera palla e va a destra dove c'è Loverso, molto defilato per ora il numero 8 che abbiamo quasi definito una sorta di mediano box to box in apertura gara. Ancora Ovusu a riprendere il possesso e va da Veca, è solo agli occhi Veca, ma prova comunque a tagliare il campo, lo fa ora per Berri. C'è De Gregorio che aspetta e poi non si intende con Veca che aveva fatto un taglio interessante. Gregorio aveva provato nuovamente a servirlo in posizione, nel frattempo c'è un giocatore del Terrasini a terra, si tratta di Imperato, non credo sia solamente una perdita di tempo, credo che sia un problema aggiuntivo per Imperato che infatti quando non lo stavano inquadrando ha anche dato un pugno al tappeto di gioco, quindi probabilmente c'è un problema più serio per il numero 16 che sembrerebbe essere quello più avanzato dei 4 attaccanti assieme a De Luca, con Imperato e appunto De Luca a fare i due soli riferimenti offensivi in quello che sembra un 4-4-2 scelto adesso dal Terrasini, con Viviano a sinistra e Bargione un po' più sornione a destra. Viene applicato un po' di ghiaccio sulla caviglia destra di Imperato. 23esimo di gioco.
1-0 però il punteggio qui a Terrasini. Il Mundi avanti con la rete di De Luca. Dopo 5 minuti vediamo se c'è un movimento anche nella panchina dei padroni di casa. Mettete che sono solamente 5 i giocatori in distinta tra le riserve del Terrasini, con l'assenza anche dell'ultimo minuto di Cinà indisponibile. Adesso Mondino prova a farsi vedere, ancora il 26 per Beca. Beca torna dove c'è Lio, lo scambio non si chiude, allora va lontano i Terrasini, poi Messineo di gran carriera, guarda la porta anche Messineo e poi preferisce tornare dove c'è De Gregorio, ancora lui, De Gregorio, le giocate del 24, Messineo va ancora per Secter a cercare Lio, non c'è nulla a segnalare, prova a ripartire quindi Bargione con Mondino addirittura a tentare di bloccarlo. Bargione poi torna da Raimondi e Terrasini può ricostruire con i suoi principali veterani, tra cui Guastella che prova a cercare Viviano che di testa non trova una deviazione di Perroni, allora sarà rimessa per Demiere che avvicina il pallone in area piccola e batte subito per Secter. Cercare Lio, questo rilancio di Berri è buono, l'aggancio di Lio che può andare praticamente a tu per tu con la difesa avversaria, poi un rimpallo favorisce la Fata che riprende il pallone, l'occasione con Lio che ha provato ad andare da solo assieme a Mondino che era al centro dell'area ed era anche il principale destinatario di questo passaggio di Lio. Pallone che arriva qui in tribuna, messo fuori da Reina. Adesso si attende il pallone che viene ridato ora a Raimondi, che però ovviamente non ha tutta questa fretta di andare a battere. Anche all'andata il Terrasini era andato in vantaggio al minuto 2 con il rigore di Longo, oggi assente. Poi ci ha pensato Re Giorgio, la doppietta di Stassi e una rete a rimettere il punteggio a favore del Gemini nella parte finale della gara, quindi comunque, come dicevo anche prima, è un pochettino il comune denominatore di molte importanti vittorie, anche goleade del Gemini. Le reti nel secondo tempo, adesso ancora pallone a cercare Capitan De Luca, quel tocco importante ed esperienza che serve a Terrasini in questo momento, sia odierno sia in generale comunque della stagione. E adesso De Gregorio subito per Mondino, molto basso per ora il 26 per toccare più palloni possibili, scambia con Beca, poi qua viene chiuso Bargione ma non c'è fallo, può andare ancora quindi il Gemini con Beca che mette al centro, Mondino fermato sul più bello. Ancora Secter che non va subito con il cross, prova Berri, non è fermato forse con il braccio da Berri, quindi calcio di punizione. Pallone per il Terrasini quindi, che perde qualche altro secondino prima di battere questa punizione. Si attende il rilancio da parte della difesa rosso-nero, potremmo dire, anche se è più nero che rosso. Qua fallo su De Luca che dopo aver ricevuto il colpo crolla a terra, altra punizione quindi per il Terrasini che guadagna metri se non che secondi. Calcio di punizione comandato dal signor Provenzano dalla sezione di Caltanissetta, oggi chiamato a dirigere questa gara. E adesso attendiamo la punizione che batterà proprio il Terrasini. Conta i passi il direttore di gara, c'è solo Berri in barriera. Adesso attendiamo la battuta con questo rilancio, cercare De Luca proprio, la prende Demiere
Adesso cede palla a Reina che va lontano. Lio si lamenta per una trattenuta di Raimondi, segnalato il fallo del numero 13 del Terrasini, calcio di punizione già battuto da Berry. Quindi Owusu cambia, va da Secter. Ancora l'Argentina a tornare, sempre da Owusu, che poi litiga un po' col pallone, riesce comunque a vincere il contrasto con Imperato, poi riprende palla Viviano, ma c'è ancora Berry, poi Messineo, Beca non può arrivare, la chiusura del Terrasini, pallone giocabile, e allora si precipita dall'altra parte del campo Viviano, che mantiene la sfera giocabile, va dalle parti di Imperato che controlla, poi appoggia con Guastella che poteva forse piazzare meglio questo pallone per i suoi compagni di squadra. Ancora Mondino a andare lontano, Raimondi a fermare anche Lio, che però sembrava essere offside, sta proprio tornando dalla posizione di fuorigioco. Ancora Raimondi rischiando qualcosa, mette giù adesso Viviano, si propone anche largo a sinistra nella formazione del Terrasini, il numero 3 Giovanni Di Maria, poi fallo però su Viviano, calcio di punizione quindi con Di Maria che si lamenta un po'. Adesso palla per Raimondi, trentesimo di gioco, 1-0. Lo scavetto di De Luca, per ora decide proprio De Luca arrivare su questo pallone, lo colpisce più Reina che lui, e può prendere quindi Demiere che va a sinistra. Loti Secter, ancora Demiere rischiando qualcosa sul pressing di De Luca, si lamenta il capitano, vorrebbe più enfasi nel pressing da parte dei suoi, va lontano Reina a cercare Lio, l'idea non è male, deve chiudere Di Maria, Lio però riesce a prendere questo pallone, ancora l'83, Lio, poi l'ultimo tocco è di Lio che va a muso duro con il secondo assistente Cucci e Provenzano lo rimprovera. Rimessa al fondo per il Terrasini Mundi, con Lio che continua a protestare, ma per il direttore di gara e soprattutto per il secondo assistente che era a pochi centimetri dal luogo dell'azione, l'ultimo tocco è stato di Lio, che avrebbe voluto il calcio d'angolo. Raimondi pressa forte Lio, adesso la palla è buona per De Luca, corre a sinistra Imperato, lo ferma però Messineo, continua a lottare, Messineo riprende palla, Imperato comunque gli ha reso dura la vita e allora arriva a mettere ordine Owusu. Ancora Veca, palla al piede, torna dietro Veca, Giovani che deve cercare il corridoio giusto, prova adesso ad andare lontano Secter a cercare Lio, poi Mondino, può andare, Mondino! Troppo tenue il sinistro e il numero 26, si lamenta il pubblico del Favazza perché avrebbe voluto il fuorigioco segnalato su Lio che era avanti ma non ha mai preso questo pallone, quindi per questo il signor Cucci non ha voluto agire alzando la bandierina. Qua c'è fallo di De Luca, batte Messineo, può andare quindi Owusu, va a sinistra a cercare Veca, ancora il numero 7 Veca, prova ad accentrarsi, viene bloccato anche Bargione, rende di dura la vita Veca, bloccato in tutti i sensi qua la difesa avversaria. Qua c'è il fallo di Berry, calcio di punizione per il Terrasini. Ci ha provato Veca a dare un po' di fantasia alla sua squadra, ancora a terra nel frattempo Imperato, poco fa l'avevamo segnalato, ci sono altri problemi per il numero 16, allora arriva adesso il cambio, fuori con ogni probabilità Imperato,
si lamenta Demiere. Vediamo chi entra anche al posto di Imperato. Si è tolto adesso la pettorina, il subentrato in casa Terrasini, che è il numero 11, Pedro Mangiacavallo. Caratteristiche più offensive per quanto riguarda Imperato rispetto a Mangiacavallo, quindi probabilmente uno tra Bargione e Viviano potrebbe anche aumentare il suo baricentro, con Mangiacavallo che prende il loro posto. Esatto, per il numero 11, come sta facendo in questo momento, ad andare a cerchiare assieme a De Luca di fare male alla formazione avversaria. Intanto Lio, un altro grandissimo controllo, va dove c'è Berry, Owusu, Owusu per Secter, Messineo ha cercato anche riposi di casa. Reina, deviazione qua di Viviano che sta correndo moltissimo, poi Reina guadagna qualche metro, un po' troppo, la va lontano, ancora rimessa, stavolta può andare, può procedere Reina, che poi appoggia a Owusu, ancora Reina, il tocco di Mondino, c'è Berry, lo scambio, Mondino è in aria, ancora lui, Mondino, destro che esce di poco, ha provato il doppio passo dopo un ottimo triangolo, non va però il tiro di Mondino. Sicuramente si muove di più rispetto a Lio, poi qua il signor Provenzano va a parlare con la Fata che stava perdendo qualche secondo di troppo. Allontana ora il portiere del Terrasini, ha toccato Guastella, prova a farlo anche Mangiacavallo, c'è Bargione ad aiutare il suo compagno, poi Berry, palla complicata, riesce a gestirla, Messineo, Secter, Lautaro Secter torna alle parti di capitano Messineo, come dicevo anche poco fa, cerchiato particolarmente dalla tifoseria di casa. Qua Mondino, ancora Mondino, fermato senza fallo da Zammitti che ha rischiato ma è entrato perfettamente per rubare palla. Poi Veca, Berry di testa a cercare un'altra volta Lio che però si defila perché c'è Veca che può andare, fermato Veca, e allora calcio d'angolo per il Gemini che rimane avanti, prova a cambiare le sorti della gara. Veca lascia Mondino, si riempie l'area di rigore del Terrasini, tantissime maglie bianco-rosse, fuori rimangono solamente Veca, Ferrone e De Gregorio. Va al centro Mondino con lo stacco di Owusu, mani nei capelli per Owusu perché stava per pareggiare con un colpo di testa, lasciato solo, troppo solo, di battere qui il buon Owusu. Jan Owusu, come detto, lui e Veca rappresentano i pochi veri titolarissimi di mister Ancona in campo, ma perché credo che la ragione stia nel fatto che entrambi hanno saltato parte della stagione a causa di 2 infortuni e quindi per questo motivo vuole continuare a dargli fiducia dopo un momento ovviamente di pausa forzata. Qua c'è il fallo di Raimondi su Mondino, si lamenta Mondino, Raimondi mantiene il pallone, poi adesso occhio perché la gara può accendersi da un momento all'altro. Raimondi che ha provato subito a chiedere scusa a Mondino, scuse rimandate al mittente, allora Raimondi non ha voluto ridare il pallone al suo avversario, o no, non farlo subito. Poi qua De Luca intima a Reina a andare più indietro, il signor Provenzano poi mette la parola finale e rende vano questo tentativo di Reina di andare un pochettino più avanti, di cercare di colpire zone più interessanti.
Siamo al 39esimo, ci siamo entrati da pochissimo, è 1-0 il punteggio qui al Favazza di Terrasini. Reina va in aria, la tocca Usu, poi arriva Berri, tiro deviato, può ripartire del Terrasini, ma viene fermato subito Bargione da una grandissima chiusura di Sectere, che ora va in aria a saltare. C'è Owusu, in qualche modo la colpisce, poi Viviano lascia lì, anche Owusu, a terra un giocatore avversario, c'è sempre Owusu, scivola Mondino, prova a riprendere palla Mangiacavallo, non ci riesce, poi arriva il tentativo di Perrone, bloccato dalla chiusura di Di Maria. Adesso sale l'intensità qui al Favazza, fallo qui su Viviano, calcio di punizione. E qua De Luca allontana il pallone, viene richiamato e poi occhio perché atterra la Fata a telecamere lontane, non sappiamo cosa è successo. Abbiamo visto a terra il portiere del Terrasini con Lio lì nei paraggi. La gara si accende inevitabilmente, si rialza ora la Fata che sta difendendo il pallone, in realtà sarebbe comunque i rossoneri, ma sta cercando di perdere più tempo possibile. È anche un gioco mentale, è anche un modo per far saltare il banco in casa Gemini. Abbiamo detto che la formazione di mister Ancona è una delle più esperte da questo punto di vista, anche se oggi ci sono tantissimi gregari, tante seconde linee, tanti ragazzi giovani che vogliono trovare spazio e minuti. Calcio di punizione, batterà Raimondi, che prova a dare un po' di serenità all'ambiente, va lontano Raimondi, ha avuto De Luca, ma c'è ancora Mangiacavallo, si arrabbia tantissimo Messineo perché lamenta di una trattenuta da parte di Mangiacavallo. Palla per il Terrasini, sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Poi il signor Provenzano va a parlare proprio con Messineo, a colloquio con i due capitani, Messineo e De Luca, il direttore di gara. Siamo al 41esimo, occasione per il Terrasini. Pallone che arriva al centro, non lo prende nessuno e scorre via. Ribatte Deniere, bara le parti di Messineo e quindi può giocare il Gemini. Reina colpisce De Luca, poi ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Owusu. Pallone sulla fascia mancina, viene ripreso in causa Owusu, a cercare Lio, ancora lui, Lio, il tacco per Perrone, la parata di La Fata, poi è alta la bandierina di Cucci, il secondo assistente del signor Provenzano. Non c'è calcio d'angolo, c'è calcio di punizione per il Terrasini. Addirittura un membro della panchina del Gemini si è fatto 100 metri in 10 secondi per andare a prendere subito questo pallone. 1-0 per il Terrasini, abbiamo detto, è già da un po' anche che lo ripetiamo, visto che dal quinto di gioco il punteggio ormai si è assestato su questa situazione. Mette in sicurezza la palla qui Owusu con un passaggio per Deniere, poi Reina a cercare un'altra volta Mondino, Raimondi, Owusu ancora per Berri, il pallone arriva in qualche modo a Veca che riesce ad andare in aria, almeno sembrava tale, ma è fuori misura il passaggio di Veca. Adesso la palla è per Raimondi. Raimondi non è che passa,
scelto qui Reina, quindi ancora touche per il Terrasini che può guadagnare metri ancora con Raimondi. A vedere Viviano, ancora lui, Viviano tocca e il pallone non è riuscito. Allora Beca lo mantiene in campo, ma è arrivata la segnalazione senza fischio da parte del signor Provenzano. È riuscito il pallone sul tentativo di cross di Viviano. Può andare quindi il Gemini ancora con Beca. Berri in qualche modo c'è il pressing di De Luca e continua a essere insistente. Messineo guadagna metri. Reina a cercare un'altra volta De Gregorio, il pallone passa, Perrone fuori gioco. Fuori gioco qui Lemuel Perrone. Provata a scappare alle spalle la difesa del Terrasini, comunque non è né tanto alta né tanto bassa, sta tenendo bene botta la difesa della formazione di mister Francesco Greco oggi a guidare fuori dalla panchina. Qua un'altra volta Reina, poi col petto Secter libera la presa di Demiere che va lontano a cercare un'altra volta Lio che controlla stavolta in maniera meno corretta, mette giù bene Bargione che prova a seminare il panico, poi l'esterno apre tutto per Raimondi che deve accentrarsi per evitare De Gregorio. Ancora Guastella colpito alle spalle qui da Obusu, scontro tra numeri 4, calcio di punizione. 2 minuti di recupero al termine del primo tempo, l'abbiamo visto chiaramente, quindi praticamente 100 secondi a partire da ora, anche meno, alla fine del primo tempo. C'è fuori gioco qui, poi Viviano ingenuo qua si prende il cartellino giallo per aver calciato via il pallone. Allora 46esimo, primo ammonito della gara, si tratta di Giuseppe Viviano che ha anche fatto assist di tacco per De Luca per l'unico gol di oggi, almeno per il momento. Proprio De Luca va a rendere difficile andare lontano per Demiere, poi lotta Mondino, allontana Raimondi, deve mettere giù adesso Bargione, lo fa con grande classe e rinviene fallosamente su di lui Obusu. Calcio di punizione, siamo negli ultimi 40 secondi del primo tempo. Va a far saltare il banco qui Bargione a Obusu. Prendiamo la battuta da parte di Di Maria a cercare proprio Bargione che non riesce a mantenere il pallone in campo. 10 secondi e poco più alla fine del primo tempo. Allontana il Gemini, ci prova qua Zammitti a rendere impossibile questo contropiede per il Gemini. Finisce il primo tempo e 1-0 al Favazza per il Terrasini. Per ora decide la rete di De Luca. A tra poco con la ripresa.
Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Bruscoleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo, e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di tripicchio che converge e calcia. C'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara, che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruscoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita. Qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano. Poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo. Sui sviluppi di palla inattiva ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese. La palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 a accorcia le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano. Dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro. Azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblù. Poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese, ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di eccellenza siciliana, il Partinica Audace di mister Giannusa, che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto. Ma la partita, molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè. I due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro. La punizione viene deviata in calcio d'angolo. Pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva, ci prova la formazione ospite, questa volta è mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi da Federico Valenti. Pochi minuti dopo, altro piazzato per il Partinico Audace, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia. Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Mero. La conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi
si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola. Entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfrè, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti. Poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacca e Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro. Bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese, ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfrè, l'anticipo del solito Martignetti. Poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata, Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfrè che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo. Poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea. Poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfrè. Palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto che attacca sempre a sinistra. Qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta. Infine il calcio d'angolo di Tommy Flores allontanato dalla difesa del Partinica Audace che riesce a strappare lo 0-0 a Licata, Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Murato, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi. Diouf la prende per evitare la rimessa, poi sbaglia, allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico, punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla. Spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner. C'è il fischio per questa punizione, Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controllo d'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve, Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa, velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3, Maranzano sceglie Messina, Messina salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta, York fuori gioco. La punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori. C'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta del Miere, male! È il gol di York che porta in vantaggio l'Atletico Partinico, ha segnato York, qui non benissimo De Miere. La punizione. Si prende la rincorsa, troppo alto. Palla verso l'area, Ovusu prolunga, pallone che rimane lì e per poco, un po' Lio, un po' Muratore e poi Perricone non creano i
l'arbitro, può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo. Matti! Evo! 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 Andiamo, andiamo! Tutto pronto per ricominciare qui dal Pavazza di Terrasini? Quasi tutto pronto in realtà, perché prima di cominciare ci saranno 3 cambi per Mister Ancona. Cambia definitivamente volto, quindi lo schieramento del Gemini. Licata è il primo a entrare, poi toccherà anche a Giorgio Stassi e infine dovrebbe essere, se non vado errato, Colley, l'ultimo rinforzo per Mister Ancona tra primo e secondo tempo. Entra Colley, entra quindi Miceli di dietro, esce Reina per fare spazio a Miceli. Capito, Manzola?
Quanto riguarda Colli invece va al centro del campo, probabilmente sarà uscito Francesco Di Gregorio e poi Stassi dovrebbe aver preso il posto di Lee. Giorgio! Giorgio! No. Giorgio! E quindi tutto pronto per cominciare agli ordini del signor Provenzano. Quindi tu tutto sei lui. Per il Gemini si può cominciare. È messo subito il pallone fuori qui da Sammetti. Allora, per Messineo si può cominciare, quindi finalmente a breve daremo anche contezza dello schieramento del Gemini e di quello del Terrasini. Michele, c'era anche Licata pronto a entrare, perché è entrato anche il numero 13, quindi 4 cambi per mister Ancona. Poi c'è al centro a vuoto Obusu, attenzione a Colley, in rovesciata addirittura chiude il Terrasini, ma c'è ancora Obusu, pallone che rimane lì, Obusu arriva poi il sinistro di Stassi, esce il mancino di Stassi, la prima azione subito dopo praticamente un minuto per il Gemini in questo secondo tempo. Da lontano la Fata pianta a cercare Aprile, prova però ad andare qui Perrone che colpisce con il braccio. Ora calcio di punizione. Adesso qua riprende palla Messina. Si pone Veca che adesso fa la mezzala. È uscito anche Berri nel frattempo nel Gemini per far spazio a Licata. E poi tenta il Colley, cross fermato, calcio d'angolo per il Gemini che è entrato con un altro piglio in questo secondo tempo dopo 4 cambi addirittura avvenuti durante l'intervallo. Prendiamo la battuta, questo corner ad opera di Mondino che ha convinto evidentemente mister Ancona, è rimasto lui in campo. Poi fa occhio alle discussioni con Stassi che prova a mantenere calmo Obusu, particolarmente preso Obusu. C'è anche Zamitti che sembra abbastanza infuocato. Grossa gatta da pelare per il direttore di gara adesso, che prova a tenere calmi tutti i giocatori, che continueranno però a fare mucchio selvaggio lì in aria, che è pronto a battere questo calcio d'angolo il Gemini, non più Mondino bensì Licata. Non è che si abbassa ma non a dovere, quindi rimessa con le mani dall'altra parte del campo per il Terrasini. De Luca, Raimondi allontana, c'è Messineo che mette giù, non riesce poi Colley ad arrivare su questo pallone di testa per liberare la presa di Demiere, che adesso vede vicino un'altra volta il suo compagno di reparto argentino. Ancora
il numero 16 prova ad andare, non controlla con lei, non benissimo poi Zammitti che deve andare lontano, lo fa adesso, controlla Owusu che non apre, vuole vicino Veka, lo scambio tra i due, ancora Owusu, si autolancia, viene fermato, spunta Mondino, lotta forte con Guastella che però rende le sue spalle più larghe e prova ad andare lontano, è stranissimo, deviato da Licata e allora rimessa con le mani per Raimondi, per il Terrasini che non ha fatto cambi nell'intervallo ma già ne ha utilizzato uno di slot per l'infortunio di Imperato e l'ingresso di Mangiacavallo. Qua prova anche a mantenere in campo il pallone attaccante del Terrasini. Secter Miceli, di prima Stassi apre non in maniera precisa, adesso si è anche invitato il vento a questa gara, a questo pomeriggio di Terrasini. 51esimo della ripresa. Non batte subito la Fata, andrà lontano quindi Zammitti che rimane lì in difesa per il Terrasini, difesa composta da lui, Raimondi, Di Maria. In questo momento anche molto basso Loverso da 4. C'è un fallo nel frattempo sul disco di centrocampo, calcio di punizione per il Terrasini. Aprire il Guastella sono i due mediani, invece poi c'è il rombo lì davanti, il quarticampo biancorossa e la punta centrale che è De Luca. Alle sue spalle agiscono Bargione, Viviano e Mangiacavallo. Adesso ancora Gemini, prova ad andare col Mondino che non è stato colpito dal suo avversario, allora ancora Licata riprende palla, c'è Owusu che sbaglia, può andare quindi il Bargione, occhio al 10 che apre per De Luca, solissimo ma in posizione irregolare, poi comunque aveva sbagliato De Luca che guarda l'assistente e gli dice probabilmente a modo suo che la sua posizione non era irregolare. È partito però con un po' di anticipo qui De Luca, batte Messineo subito corto. Veka cambia, Veka va dalle parti di Perrone che adesso gioca a sinistra, inizia a destra, batte corto la Fata, lancia lontano Di Maria, va a controllare questo pallone Viviano ma ormai era ben oltre la linea che delimita il campo di gioco. Palla per Lautaro Secter che adesso gioca pure lui, rovescia Mancina così come abbiamo visto nel primo tempo. Adesso lancia Messineo, il controllo qui di Licata ma c'è una posizione irregolare, stava ancora operando avanti Mondino. Gemini che ha avuto poco fa l'occasione con Giorgio Stassi, il primo vero pallone toccato dal numero 9 per Mancino che però non si è abbassato. Adesso ve lo sentite ma lo vedete anche nei dettagli delle maglie di gara che vengono colpite dal vento, che è aumentata anche la portata di questo fenomeno nel corso del secondo tempo. Qua De Luca mantiene buono il pallone, Mangiacavallo apre ancora per Bargione, può andare il 10, cross che arriva al centro, tutti a vuoto, l'ha toccata Viviano ma non basta, vorrebbe il calcio d'angolo, non lo ottiene, allontana il pallone, batte De Miere, deve stare attento Viviano perché per questo motivo è stato ammonito nel corso del primo tempo per perdite di tempo. E adesso Secter va dalle parti di Messineo, può giocare il Gemini con la rabbia di ritornare in gara. Qua c'è un contrasto
con Giorgio Stassi a terra, ma nulla da segnalare per il direttore di gara. Palla che la Fata evita di sprecare e attende l'arrivo di Mondino per prenderla con le mani. Adesso partono gli 8 secondi da regolamento, ogni portiere deve rispettare per disfarsi poi del pallone. Lo fa adesso la Fata con un rilancio che taglia il centrocampo. C'è ancora il pallone ripreso da Mangiacavallo, poi colpito poi in maniera irregolare Perrone. Punizione Gemini con Secter che aumenta un pochettino il baricentro di questo pallone. E poi va dalle parti di Beca ancora per Miceli, era molto alto il numero 13, mantiene il pallone in campo Licata, triangolo che si chiude con Beca, poi Licata però ridà palla a De Luca che sapientemente apre per Viviano, prova a correre Viviano, lo riferma però senza commettere fallo qui Owusu in maniera perfetta per riprendere il pallone il numero 4. Poi Secter rischia sul pressing di Aprile, ancora poi Beca, Owusu, Scodella al centro, Owusu a cercare Stassi che è in aria, Stassi prova a saltare il suo avversario, ancora Stassi, chiude Zammitti, rimessa per il Gemini. Ovviamente adesso Giorgio Stassi dà anche opzioni in profondità importanti per il Gemini. Ci ha provato quindi proprio Owusu con questo rilancio. Messinè sempre cercato dai cori di scherno quasi del pubblico di casa. La Fata come prima aspetta che arrivi qualcuno a pressare prima di prendere il pallone con i guantoni. Giovane ma già sa tutti i trucchi del mestiere. La Fata che adesso va lontano a cercare sempre i suoi attaccanti, ma De Luca ormai era un po' che gioca un pochettino più arretrato, così come tutto il Terrasini d'altronde, a cercare di difendere il vantaggio. Qua Mondino a terra, Bargione, Provenzano lo rimprovera ma non lo ammonisce. E poi Owusu cambia il pallone, almeno chiede il cambio del pallone. E adesso attendiamo che si rialzi Bargione. Il colpo di Mondino sicuramente è stato tutt'altro che poco veemente. Infatti volevano il cartellino giallo i tifosi terrasinesi. Bargione non si rialza e allora viene chiamato lo staff medico. (58esimo). Non ci stanno i tifosi ospiti. Il tempo si perde. Siamo nel corso del 13esimo di questo secondo tempo. Andiamo quindi a capire un pochettino che si è fatto anche qui Bargione. Non c'è particolare movimento nella panchina di Francesco Greco, anche perché comunque di soluzioni ce ne sono davvero pochissime. 5 soli calciatori in distinta per quanto riguarda la parte delle R, delle riserve, quindi nessun portiere d'altronde. Questo pallone che va lontano, lo stoppa Messi. Secter Licata, stoppa Beca per Owusu, ancora Owusu, pallone che non passa, c'è l'ottima chiusura di Raimondi, ma Mondino lo recupera subito. Ancora Mondino chiama palla dall'altra parte del campo, Colli lo fa anche lo 16 Secter che riprende adesso possesso, guarda in aria, ha pensato per l'altra versione, poi torna da Colley, ancora per Secter, lo scambio tra i due, Colley di nuovo sul pallone, pressatissimo Colley, viene colpito e c'è fallo qui di Aprile, fallo chiaro su Colley che comunque si era disfatto del pallone ma non in maniera corretta, ovviamente disturbato dall'intervento di Aprile, quindi calcio di punizione. Siamo al 60esimo di gioco.
vediamo adesso la battuta con Sectel, un po' errato, che va a battere, andrà a battere, prova a guadagnare qualche metro dalla barriera, rischia Provenzano, il cross comunque arriva a destinazione, lo mantiene in campo Stassi, anzi no, era lì il primo assistente del signor Provenzano, ovvero il signor Gianfranco D'Amico, così come il signor Cucci, entrambi della sezione di Trapani. Aveva provato a fare la sponda qui Giorgio Stassi, ma non ha preso in tempo il pallone, non è riuscito a mantenerlo giocabile. Adesso De Luca, colpito De Luca, mette fuori il pallone, allora Guastella. De Luca si tocca adesso la caviglia, forse un pestone subito dal capitano del Terrasini, autore del gol, che per ora tiene in vantaggio i suoi, il terzo segnato da quando è arrivato qualche settimana fa qui a Terrasini, ed è già il secondo miglior marcatore della stagione complicatissima del Terrasini Mundi, alle spalle del solo Bargione. 61esimo, ancora una volta si perde tempo qui al Favazza, ma credo che sarà ormai una sorta di canovaccio che ci porteremo da qui fino alla fine della partita. Stanno seguendo anche tantissimi tifosi del Gemini direttamente da San Giovanni, la nuova sede del club biancorosso, piazza del comune di San Giovanni. Sicuramente siamo tutti in attesa una giocata da parte dei propri beniamini per cercare di rimontare un punteggio che deve essere rimontato per il Gemini, per quelle che sono le ambizioni che ha la squadra di mister Ancona, ed esce sorretto anche da capitano Messineo, qui l'altro capitano, ovvero De Luca, che probabilmente non ce la fa a continuare. Allora si deve inventare qualcosa. Il Terrasini Ciacoppa, che è l'unico attaccante di ruolo che è in panchina, che è rimasto in panchina, ma sarebbe il secondo infortunio in attacco dopo l'uscita del campo anticipata di Imperato nel corso del primo tempo. Al suo posto è entrato Mangiacavallo, che è un centrocampista offensivo e che sta facendo quel ruolo. Vediamo se De Luca ce la fa a continuare, anche se sembrava dolorante al momento dell'uscita dal campo. In 10 per ora il Terrasini, prova ad andare comunque Viviano, colpito il pallone più che il portiere, più che il giocatore avversario da parte del numero 13 del Gemini Miceli. Poi qua completamente in ritardo Zammitti, giallo per lui, intervento scomposto su Colley, ed è quindi la punizione per il Gemini. Deve fischiare Simo Provenzano perché ha ammonito il giocatore dei padroni di casa, il numero 6 Luca Zammitti, che sta facendo comunque una gara ordinatissima lì dietro. Adesso vediamo se c'è spazio per qualche cambio. De Luca è rientrato nel frattempo in campo, quindi mi sa che viene comunque posticipato l'eventuale uscita di De Luca, se ovviamente sarà chiamato alla panchina del Terrasini, perché per ora sta facendo un ottimo lavoro lì davanti, calcolano nel tenere viva la squadra anche nell'altra metà campo, ed è una cosa non da sottovalutare quando si tratta di situazioni di vantaggio. Batte il Gemini con questo pallone che arriva, poi c'è Stassi in aria, arriva il gol! Ha segnato il capitano, proprio lui, proprio Messineo, ma è alta la bandierina, fuori gioco credo di Stassi in occasione della sponda, aveva segnato Messineo. Tutta la panchina e tutti i tifosi San Giovanni sono praticamente arrivati qua sotto il campo per esultare. Adesso tutti a parlare con il primo assistente, il signor D'Amico, per capire
qualcosa succederà a breve. Aveva segnato il Gemini con Capitan Messineo, ma il gol è stato annullato, credo più per la posizione di fuorigioco di colui che ha fatto la sponda, ovvero ovviamente Giorgio Stassi. Il gol è annullato. Ovviamente sarà adesso anche oggetto di importanti discussioni questa scelta arbitrale. Aveva fatto gol Capitan Messineo, che per ora è costantemente invocato in maniera ironica dal pubblico di casa, e il suo gol sembrava ormai un urlo liberatorio. Si stava levando sia dai giocatori, sia dai membri dello staff, sia dai panchinari, sia soprattutto dai tifosi qui a Terrasini e non del Gemini. Ma soddisfazione che viene rinviata per il momento per quanto riguarda i biancorossi, perché il gol di Messineo è stato annullato. Adesso c'è un calcio di punizione per il Terrasini dall'altra parte. C'è un problema la Fata, il portiere Terrasini, che si rialza adesso. C'è pure qualche problema alla caviglia sinistra, e sarebbe un problema perché, come dicevo prima, non ci sono portieri di ruolo in panchina per quanto riguarda il Terrasini Mundi. Adesso attendiamo la battuta di questo calcio di punizione per quanto riguarda i padroni di casa. 66esimo, qualche minuto fa il gol poi annullato di Messineo. Ci prova, dopo lo spavento, a tornare su il Terrasini. Scagliata al centro per De Luca, che fa la sponda, pallone ancora buono, mette fuori Miceli, c'è sempre Viviano, chiude Messineo, rimessa Terrasini. Non batte subito la formazione di casa, andrà adesso Raimondi a cercare davanti De Luca, riprende palla senza commettere fallo Licata, lo scambio con Beca, la mantiene in campo Stassi, c'è Mondino che tocca in acrobazia e poi Zammitti lancia questo pallone nella campagna vicina al Favazza. Viene chiamato il pallone a sua volta da Miceli, che andrà a battere con le mani. Dopo adesso il numero 13, Stassi fa la sponda, Mondino si invita alla festa, c'è comunque la chiusura di Aprile e poi ancora Miceli. Guastella ad allontanare, rimessa nuovamente per il Gemini. Miceli andrà a battere quando siamo al 68esimo minuto di gioco. Anche De Miere, come se fosse un portiere di calcio a 5, a partecipare alla manovra. Setter col mancino allontana a cercare un'altra volta l'arrivo di Colley. Non c'è niente per il signor Provenzano. Qua Colley sembrava aver saltato Zammitti. Anche questo sarà sicuramente un episodio che sarà pieno di discussioni, pieno di polemiche, pieno di veleni. Scontro tra Zammitti e Colley, con il secondo che sembrava che avesse dribblato il suo avversario. Adesso palla che sarà scodellata dal direttore di gara. 69esimo, si infittisce ancora di più la partita. Pallone per la Fata che potrà andare lontano, vediamo. Dopo adesso testa Licata, De Luca la ridà praticamente a Beca, torna dietro, deve andare avanti il Gemini, spinto dal suo pubblico, spinto dalla volontà di tornare quantomeno in equilibrio, di far tornare in equilibrio questa partita. Ancora palla per Miceli, lì vicino Usu, e Miceli va proprio dal 4
poi Mangiacavallo fa sbattere il pallone di sopra, prova a mantenerlo buono De Luca, ma alla fine è il Gemini ad andare sempre con il suo numero 3 Colley. Poi qua pallone toccato da Aprile, rimessa per il Gemini, lascia Secter qui e poi Owusu la tocca in maniera imprecisa, rimessa dal fondo per la Fata. Adesso la Fata invita Zammitti ad andare lontano. Abbiamo passato da poco il 70° minuto. De Luca mantiene palla, ancora De Luca, poi forse con un braccio, che buono comunque per il signor Provenzano. C'è Bargione che mette questo pallone al centro, non è neanche male l'idea, però non c'è nessuno. Allora Demiere, Uccelli, Messineo, la giocata su De Luca. Messineo poi va lontano a cercare Colley, chiude in maniera preventiva qui Di Maria. Scambio argentino tra Perrone e Secter, ancora il numero 14, colpito Perrone, calcio di punizione. Che distanza Secter, allora può andare Colley. Si riempie nuovamente la box del Terrasini, l'area di rigore piena di maglie biancorosse. Colley va in aria a cercare una deviazione amica, non la ottiene. C'è Mondino prova ad andarsene ai 26 e ce la fa rispetto a De Luca. Ancora Mondino, apre per Secter, pallone complicato, ma la domestica il 16 che poi non riesce a trovare Colley, che lotta con Bargione. Ancora Bargione, prova ad andarsene, spazza lontano, non la mantiene in campo Aprile. Poi Secter invita alla calma Aprile con un leggero spintone, dopo che hanno entrambi alzato troppo il ferro del mestiere. Ancora palla per lui, Secter va dalle parti di Perrone, mette fuori il pallone però il numero 10 Messineo, anticipato da Mangiacavallo, ma Veca riesce a girare nuovamente la palla, Licata lascia a Mondino che ormai praticamente fa l'esterno. C'è Licata che prova il cross, viene bloccato e calcio d'angolo. Si lamenta Raimondi che avrebbe voluto la paternità di questo rinvio dal fondo, che in realtà non ci sarà mai. Calcio d'angolo per il Gemini, tante maglie biancorosse sempre lì vicino all'area piccola che deve difendere la Fata. Cross che arriva ora, tutti a vuoto, palla che rimane lì, a terra il portiere, c'è fallo in attacco, fallo credo sul portiere, carica sulla Fata che rimane a terra. Adesso non si alzerà presto il numero 1 e il gioco non può riprendere senza il portiere, infatti viene chiamato l'intervento dello staff medico del Terrasini. Siamo al 74esimo e dal quinto minuto che permane il punteggio di 1-0 tra Terrasini e Gemini, con la rete di De Luca. Guanti in faccia per la Fata, e già prima si stava lamentando per un male alla caviglia sinistra. Adesso proprio a quel piede aggiunge un'altra botta nel corso di questo calcio piazzato.
calcio di punizione a tutti gli effetti. Visto il fallo subito dalla Fata. Adesso Bargione subentra dentro il campo Bargione, Mangiacavallo va alle parti di De Luca, però se l'ha già chiamato fuori causa. Deniere aspetta il rimbalzo e poi va a prendere il pallone. Ousu con lei Ousu, cambia tutto Ousu, pallone buono, arriva il tiro, è una parata fenomenale di La Fata, ci ha provato qui Licata, si rimane 1-0. Almeno dovrebbe averla toccata La Fata in realtà. Palla giù, quindi ora fuori il gioco di Licata, oppure semplicemente ha toccato il palo e non il portiere questo pallone. Poi Messineo rischia, Messineo ancora a lottare con De Luca, c'è Bargione, ancora il 10, le giocate per liberare dalla marcatura sia sé che il suo compagno, ancora Bargione, mette al centro, viene fermato questo cross e poi Messineo per Secter, si complica la vita, infatti è calcio d'angolo. Esulta il pubblico di Terrasini, calcio d'angolo, come siamo al 76esimo, serve un'impresa come all'andata al Gemini per rimontare questa partita che si è messa male 15 gare fa con il rigore di Longo e poi la rimonta grazie a Stassi e grazie a Motorete. Serve un'equazione simile al Gemini, come che arriva adesso in aria, poi Mangiacavallo fermato con fallo commesso però da Mangiacavallo, il fallo l'ha commesso Mangiacavallo che rimane a terra, l'ha anticipato il giocatore del Gemini, poi però ad avere la peggio nel contrasto è stato proprio il calciatore del Terrasini che in questo momento è a terra. 77esimo di gioco di 90 previsti, anche se sicuramente si andrà anche oltre. Deniere è imbufalito. Adesso Messineo rialza Mangiacavallo. Batte Deniere, va dove c'è Secter. Ancora lui, ancora Secter. Cambia tutto il numero 16, va dove c'è Beca, appoggia a Miceli, ancora Beca, pallone buono per Licata, Colley, è dappertutto il numero 3, prova adesso a mettere un pallone al centro anche se non arriva nel rigore, esce Di Maria, si prende l'applauso dei suoi, poi Messineo appoggia, dove c'è ancora Secter che finta il cross, se ne va rispetto a Mangiacavallo, è comunque lì in zona, allora c'è Ousu, ancora il 4 a cambiare. Beca prova il destro, La Fata si tuffa anche un po' in ritardo. 78esimo, ha provato da lontano Beca, Gemini non riesce a entrare in area, chiusissima la box del Terrasini, ha bisogno di una giocata, c'è Lucera, può entrare alla panchina ai box a causa di piccolo infortunio che ha patito durante la gara contro l'Atletico Partinico, e qua vedete il vento come sta rendendo complicatissima la vita ai giocatori in campo. Deve battere Colley e va a cercare Ousu, ma non è a metà, spunta lo verso che poi lo mette lontano. Ancora palla per Secter che arriva in aria, anticipato Ousu, lotta Colley, alla fine De Luca aveva l'ultima parola che qua non viene trovato bene da Mangiacavallo. Tocca a Colley andare con le mani, Colley in aria, allontana Zammitti, sarà di nuovo Tush, sarà di nuovo Colley a rendersi pericoloso, anche Messineo
in area piccola. Va Colley, più tagliato, proprio Messineo fa la sponda, a terra Stassi, si può giocare, Colley avrà un'altra chance con le mani. Si lamenta un po' Stassi, pallone per Colley quindi che va di nuovo in aria, stavolta Owusu fa la sponda e poi c'è un fallo commesso da Owusu nel tentativo di districarsi, spinge Di Maria, calcio di punizione per Zammitti. 80esimo, manca sempre meno. Allontana Zammitti, De Luca si fa trovare pronto, controlla, poi non riesce ad aprire, c'è Mondino ancora, la tocca in qualche modo Guastella che esce ma solo per un attimo, poi Miceli, salta anche il 4 avversario, mantiene il pallone in campo Miceli ma fa male, poteva anche aspettare, un po' troppa frenesia da parte del braccetto biancorosso con Stassi che va a riprendere questo pallone, lo cede quindi a Raimondi. 81esimo. Qua pallone complicato, riesce a gestirlo Messineo, poi corre Perrone, rilancio da parte di Loverso. Demiere adesso corre, ancora Loverso, sempre loro due, Secter di testa, Beca la mette giù, pallone a metà e può sbucare quindi Owusu che va a sinistra ma dove non c'è nessuno. Zammitti quindi allontana, prova a mantenere il pallone in campo Bargione ma non ci riesce. Corre quindi Secter, chiama in causa un'altra volta Colley. Messineo aveva fatto gol al 65esimo, ma irregolare, qua sbaglia, contropiede Terrasini, mette il pallone al centro Aprile, deve uscire Demiere che la fa sua e riparte assieme ai suoi. Demiere per Miceli, Miceli ancora per Colley che lascia Beca, Mondino tra le linee, Mondino per farsi vedere e commette fallo, si allunga troppo il pallone e poi è lui a tirare giù l'avversario. Vuole il giallo in maniera anche abbastanza accesa Di Maria nei confronti di Mondino che già non è il primo intervento che può ovviamente scaturire un'eventuale ammonizione. Allontana quindi Zammitti, lo fa dalle parti di De Luca ovviamente e anche di Viviano che mantiene il pallone in campo ma lo regala alla formazione avversaria e torna quindi dietro il Terrasini che però comunque con la sua prima linea prova sempre a portare un timido pressing per non dare più che altro le linee di passaggio giuste al Gemini per sciorinare i suoi centrocampisti. Adesso arretra tutta la squadra seguita oggi da mister Francesco Greco. Secter, Stassi prova ad andarsene, viene bloccato. Adesso occhio a Terrasini che riparte, è spaccato in due il Gemini, ancora Mangiacavallo, De Luca deve aprire, lo fa per Bargione, pallone timido, arriva comunque al 10, ancora Bargione, prova l'esterno, bloccato, Bargione in aria, Bargione la giocata, apre per De Luca che aspetta, a rimorchio arriva Mangiacavallo e Demiere si impegna ed evita il calcio d'angolo, anzi no. Guarda al cielo di Mirko Demiere che ha fatto il massimo per evitare il corner e Terrasini dopo aver sprecato questo contropiede può andare a battere il calcio d'angolo. Per Guastella si propone Bargione, acclamato dal suo pubblico. Bargione qua ha fatto 2 o 3 giocate clamorose e adesso arriva Stassi 2 volte a dire di no, poi Colley non mette giù, se ne va lontano Secter e Mondino prova a essere la spina del fianco della difesa del Terrasini con Zammitti che manda alle stelle, non è ancora giocabile e allora Miceli deve giocarlo a sua volta. Licata perde il possesso e poi Mangiacavallo, non esce il pallone, anzi sì, sembrava ancora buona, sembrava ancora giocabile la palla di Mangiacavallo.
Secter col mancino tra le linee, Veka, si fa vedere anche Colley, mancano le idee, sembra, il Gemini oggi. Adesso pallone ancora buono, ripreso da Perrone. Secter cambia tutto, va dalle parti di Miceli che può correre, ancora Miceli, non insiste però sulla fascia destra, sono in cosa Messineo, 21 giocatori su 22 nella metà campo del Terrasini, c'è ancora Colley, le giocate, Colley nello spazio di un fazzoletto, non trova compagni, va lontano Di Maria, palla ancora per il Gemini che sta dando tutto per evitare quantomeno la sconfitta. 85esimo, palla per Licata, colpito Licata, c'è fallo segnalato principalmente dall'assistente del signor Provenzano, ovvero dal signor D'Amico. Attendiamo la battuta. Adesso qualche discussione in aria. Sono moderato Licata e Mondino a battere con Veka e Perrone fuori, tutti gli altri sono in aria. Pallone che arriva proprio lì, la chiude però Guastella. Adesso prova a mantenere il possesso Viviano, gioca nuovamente il pallone il Gemini, si innalza un campanile, prova a metterlo giù Obusu, c'è ancora Colley. E allora Perrone prepara il maggio deviato, la fata miracoloso sul mancino deviato di Perrone, probabilmente da Stassi. Piovono applausi per il giovane classe 2008. Adesso c'è un cambio, esce Veka, dentro Mangiapane se non vado errato, vedendo soprattutto il numero, le sembianze di Mangiapane che va a saltare. Sono centimetri buoni per queste situazioni rispetto a Veka. Adesso attendiamo la battuta di questo calcio d'angolo, che arriva al centro, in qualche modo deve andare fuori Aprile, ma c'è ancora una volta Gemini, ancora con Colley che non viene strattonato in maniera irregolare, riprende però palla subito Licata, evita il contropiede, poi è in fuorigioco Mondino che deve lasciare stare. Calci di punizione per il Terrasini, si lamenta il pubblico di San Giovanni Gemini, sia qui sia da casa, per questo altro contrasto. In area di rigore sempre con Colli d'altronde, pericoloso. 88 sul cronometro di gara, poco fa abbiamo visto quindi un cambio, fuori Veka, dentro Mangiapane, pallone per Licata, non l'ha giocato qui il Terrasini. Secter, Gemini per evitare la sconfitta che saprebbe di beffa. A terra Perrone, c'è fallo, si lamenta Bargione, De Luca allontana questa sfera, c'è ancora tempo ma è sempre meno per il Gemini. E poi Secter non le manda a dire a De Luca che rimane lì, prova a fare la ramanzina al 16, uomo che sta decidendo questa gara d'altronde con quel gol al quinto minuto che ha cambiato inevitabilmente i piani del Terrasini ma anche e soprattutto del Gemini. Quel gol l'ha subito, tocca a Lautaro Secter mettere questo pallone al centro, il 16 è praticamente l'ultimo uomo di movimento per il Gemini, perché avanti a lui c'è solo Perrone e tutti gli altri sono in aria. Secter, cross che arriva proprio lì, c'è il pallone che rimane, la Stassi! Stavolta buono, ha pareggiato il Gemini, ha segnato il re, ha segnato Stassi, è 1-1. È arrivato al 90esimo il
il gol del pareggio del Gemini e non poteva che non segnare lui, Re Giorgio Stassi, al centro numero 12 del suo campionato. C'è ancora tempo. Lamentele per quanto riguarda i giocatori del Terrasini, perché forse c'era qualcosa di irregolare. Poi c'è una spinta anche tra De Luca e Mangiapane, nasce una scintilla, mi ha allontanato Mangiapane e Stassi si carica la squadra e va a dire a tutti: torniamo dietro perché dobbiamo vincere questa partita che adesso diventa impronosticabile. De Luca è una furia, non sappiamo cosa è successo, cosa si sono detti. 90esimo che va per chiudersi, stiamo per entrare nel tempo di recupero. C'è stato anche un giallo, credo, per Guastella. Poi 6 di recupero che partiranno da quando batterà questo calcio di inizio, anche se non è proprio la terminologia giusta, quando batterà Mangiacavallo. Il Terrasini ha preso gol al 90esimo, ora il Gemini potrebbe addirittura pensare ad una clamorosa vittoria. Perrone, sbaglia però, c'è Bargione che corre, Bargione, Secter è là e lo ferma, ma non evita la rimessa, rimane avanti quindi il Terrasini. De Luca vuole vincerla, lo vede quanto è acceso, si lamenta Bargione per il comportamento di Secter che se ne va via ridendo. Ancora De Luca a protestare con arbitro e guardaline, sta incanalando su di sé la squadra De Luca. La rabbia del Terrasini per questo gol subito al 90esimo dopo una gara perfetta dietro. Ancora De Luca, ultimo tocco di Colle che gli ha sporcato questo pallone, ne ha pure per lui il capitano del Terrasini. Va a farsi vedere di nuovo De Luca. Bargione, ma vediamo cosa farà il capitano che prende palla, c'è fallo. Ancora De Luca protagonista, fallo sul capitano del Terrasini. E vediamo quello che stavo dicendo, vediamo cosa sceglie di fare. Se sceglie di mantenere il pallone e di non rischiare, adesso va anche a rimproverare i suoi compagni. De Luca, calcio di punizione per il Terrasini. Siamo nel secondo di recupero, ma per un minuto buono non si è giocato, quindi credo che andremo addirittura verso il 97esimo, se non di più, se non oltre. Il pallone è per Guastella, si riempie l'area del Gemini. De Luca pericoloso e vicino al dischetto. Guastella va proprio lì, Demiere la fa sua e può ripartire il Gemini. Demiere va lontano, cadendo pure nel tentativo di rilancio. C'è Stassi che di testa apre a vuoto. Qui Raimondi, c'è Mondino però lì in zona, prova a fregare Raimondi che però ne ha mangiata di pasta asciutta ed esperienza. Va lontano a cercare di nuovo De Luca. A terra un giocatore del Gemini, c'è il fallo di De Luca. Giallo per il capitano del Terrasini. Il 93esimo. Adesso attendiamo la battuta di Demiere. Un altro calcio piazzato per fare male il Gemini. Sono di nuovo tutti là davanti per vincere una gara che avrebbe davvero del clamoroso. Va lontano Demiere, la stoppa in qualche modo la difesa del Terrasini dopo lo stacco di Colley. Poi ancora una volta Mangiapane prova a liberarsi, c'è Miceli che apre per Stassi. Stassi è in fuorigioco. Stassi è in fuorigioco, siamo al 94esimo, ancora si giocherà per 2 se non per 3, se non per ancora di più minuti. Che partita però qua al Favazza, molti pronosticavano come una gara con pochissime possibilità di entusiasmo e momenti da ricordare. In realtà ci siamo davvero divertiti. Ora qua Secter va lontano, esce in qualche modo Di Maria, ma c'è Mangiapane che mette ordine e va
dalle parti di Miceli che può correre sulla fascia. Miceli mette il traversone, pallone buono per la Fata, che ha fatto 2 interventi clamorosi in questo secondo tempo e anche in merito suo, se il Terrasini ha mantenuto la porta inviolata fino al 90esimo. Poi non poteva nulla quando la legge si è abbattuta su di lui, la legge di Re Giorgio Stassi, che adesso è di nuovo là davanti a tutti in area di rigore a cercare un'altra deviazione vincente. Pallone per Messineo che va dove c'è Secter, 95esimo in corso. Secter aspetta e va adesso a cercare un'altra volta i suoi. Pallone per Perrone che mette il cross al centro, esce la difesa del Terrasini con tutta la calma del mondo, lo verso, poi va lontano, De Luca ritorna su questo pallone, poi la tocca Aprile, guadagna il possesso, poi Aprile per un momento la perde, c'è fallo commesso, anzi rimessa con le mani per Aprile che però perde subito palla, si arrabbia De Luca col suo compagno, va lontano Messineo, il controllo di Stassi è buono, Stassi perde il pallone, Stassi che poi deve commettere fallo per fermare l'azione, lo fa e c'è fallo quindi per il Terrasini. Ci sta, probabilmente qua è giallo per Giorgio Stassi perché l'intervento era di natura tattica, arrivati al 96esimo ci può anche stare questo tipo di segnalazione, però che partita e che mentalità per Giorgio Stassi. Difficile oggi farsi vedere una difesa così ben messa del Terrasini, che ha messo in campo l'orgoglio, la voglia di recuperare più punti possibili all'Aspra, soprattutto dopo il pareggio e la formazione che sta davanti ai terrasinesi in classifica nell'anticipo di ieri contro il Valderice, un'altra delle squadre comunque che abita nelle zone alte della graduatoria. Va lontano il Terrasini, De Luca prova a tenere il pallone e c'è il triplice fischio, un pareggio che probabilmente non accontenta nessuno. Il Gemini non esce con i 3 punti dal Favazza grazie a un Terrasini oggi ben messo in campo e che mantiene ancora in vita le sue speranze di salvezza. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sui canali di Sportisi. Ricordiamo quindi tabellino e marcatori: Terrasini Mundi 1, Gemini 1, a segnare sono i 2 numeri 9. All'inizio della gara De Luca per il Terrasini e alla fine, al 90esimo, Stassi. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima!